Parliamo invece di ricerca nella medicina, ricerca che si fa in 3 allo IOV di Padova per cercare strade innovative nella lotta ai tumori del cervello e in particolare al glioblastoma. La Fondazione Celeghin sosterrà un progetto di ricerca che è finanziato anche coi fondi del 5 per 1000 e del Ministero della Salute, una sinergia che fa ben sperare. La ricerca si concentra per sconfiggere una patologia quasi misconosciuta, il glioblastoma, un tumore del cervello poco frequente ma non raro e molto aggressivo, dato che anche in caso di interventi chirurgici precoci recidiva con frequenza in breve arco di tempo, spesso senza dare al paziente la possibilità di una seconda chirurgia. Proprio per questo la medicina percorre strade nuove per tentare una terapia farmacologica efficace e comprendere quali sono i meccanismi genetici alla base della recidiva, ma anche quelli molecolari alla base della risposta ai farmaci di ultima generazione, i farmaci immunoterapici, che ad oggi non si dimostrano efficaci in tutti i pazienti. È poco conosciuto perché il fatto che sia a livello cerebrale, spesso pensate il paziente non arriva neanche a fare una vera e propria diagnosi istologica, perché quando la malattia è molto avanzata a volte non si può neanche operare. Diciamo che l'approccio multidisciplinare è utile per tutti i pazienti, ma soprattutto in una patologia come questa, che è relativamente rara ma anche difficile da valutare, da gestire, l'approccio multidisciplinare è un valore aggiunto. Siamo alla ricerca di terapie nuove che aiutino quando le terapie convenzionali hanno esaurito la loro attività. Una delle speranze in questo senso è l'immunoterapia, che noi non abbiamo certamente inventato, ma speriamo con questo progetto di guidare sulle persone che più potrebbero rispondere. Il glioblastoma rimane purtroppo una malattia ancora molto aggressiva, quasi tutti i pazienti recidivano. E quindi andare a capire con questo progetto quali caratteristiche molecolari presenta la recidiva, perché spesso cambia il tumore rispetto alla diagnosi, consente sia di avere un fattore prognostico importante e sia di poter utilizzare dei nuovi trattamenti anche a livello sperimentale per colpire magari determinate mutazioni che non erano presenti alla recidiva. Ed ora anche la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, nata per la volontà della famiglia dell'imprenditore padovano, scomparso proprio a causa di un glioblastoma e già sostenitrice di 7 progetti in Italia, sosterrà questa ricerca. Noi abbiamo avuto questo lutto importante che ci ha dato il motore per scendere in campo e fare qualcosa di veramente concreto contro i tumori cerebrali. Il glioblastoma è un tumore tremendo e la ricerca sta crescendo in questo periodo, in questo momento. La ricerca soprattutto dal punto di vista molecolare, e nell'ambito di questo aspetto la possibilità di trovare delle alterazioni genetiche che consentono anche delle applicazioni immunologiche, e questa è la ricerca alla base del progetto che viene finanziato, è di grande pregio e quindi di speranza per le persone che purtroppo ammalano di questa tremenda malattia.